In terapia intensiva neonatale ogni sforzo dell'equipe è concentrato sul benessere del neonato, ma fondamentale è l'attenzione ai genitori, la cui presenza, con il loro contatto e la loro voce, risulta a tutti gli effetti un elemento terapeutico. È con l'obiettivo di permettere a mamma e papà di stare vicino al loro bimbo che nasce al San Bortolo la prima Family Room del Veneto all'interno di una terapia intensiva neonatale. È una stanza vicino alla terapia intensiva neonatale in grado di completare il percorso di cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, sia pre-dimissione, sia nei pochi, per fortuna, casi di accompagnamento in caso di cure palliative. Si tratta di uno spazio intimo creato grazie alla raccolta fondi coordinata dall'associazione Abam Ollus per accompagnare le famiglie durante il percorso di dimissioni, ma sarà utilizzata anche durante la fase delle cure palliative per i bambini nati con gravi patologie, così da permettere a mamma e papà di vivere una relazione diretta con il loro bimbo. Il beneficio potrebbe essere per un 60-70 famiglie in un anno nell'accompagnamento verso il domicilio. I casi palliativi, parliamo di qualche unità per fortuna, però sono casi sempre estremamente difficili, estremamente complicati nella gestione.